Un altro focolaio acceso, un'emergenza pronta ad esplodere. Parliamo dei forestali, oggi sit-in davanti al Palazzo della Prefettura, quali sono le rivendicazioni? La rivendicazione intanto è la ripresa immediata dell'attività, perché ci sono i lavoratori forestali che da 5 mesi non svolgono nessuna attività. Noi abbiamo ribadito che questo è un settore importantissimo, il bosco è una risorsa dell'intera collettività e pertanto va preservata e tutelata. Avete avuto un incontro in prefettura, quali risposte? La risposta è stata quella di far partire i lavoratori per la prossima settimana, i lavoratori dell'azienda. L'ingegnere di Miceli ha detto che da lunedì pensa di avviare già i 151isti e i 100unisti. Noi abbiamo rappresentato al prefetto la grave situazione che sta attraversando tutto il settore dei forestali, anche perché siamo preoccupati dalle dichiarazioni del presidente Crocetta in virtù anche di una possibile privatizzazione del settore. Noi siamo affinché si possa riformare il settore forestale, quindi dare maggiori ruoli e competenze ai forestali, ma non siamo d'accordo ad affidare ai privati le competenze e quindi tutto il settore dei forestali. Questo significherebbe mortificare e licenziare i lavoratori. Noi oggi siamo venuti qua anche per un altro motivo, perché entro fine mese la Regione siciliana dovrà approntare il bilancio di previsione e abbiamo chiesto alla Prefettura di sollecitare la Regione siciliana perché metta in bilancio le somme necessarie perché questi lavoratori possano arrivare alla fine dell'anno in maniera più o meno tranquilla e quindi che di qui alla fine dell'anno almeno quelle cure culturali che non si stanno facendo adesso si possono fare pienamente. Quanti sono i lavoratori nell'Agrigentino? In provincia di Agrigento noi abbiamo circa 2600 lavoratori, circa 1000 sono nel servizio antincendio di prevenzione antincendio e circa 1600 sono alle dipendenze dell'azienda foreste che servono per fare la manutenzione dei boschi.